Dal 1 gennaio ci sarà un'ulteriore stretta sul pagamento in contante. Si passerà infatti da 2.000 a 1.000 euro. I nuovi paletti sono quelli previsti dal decreto fiscale dell'estate del 2020, durante il governo Conte bis, che fissava una soglia massima fino a 2.000 euro e la promessa di scendere ancora a 1.000 dal 1 gennaio 2022. Durante l'esame della manovra finanziaria non sono passate le proposte avanzate in particolare dal partito di Fratelli d'Italia per alzare nuovamente il tetto e quindi la soglia si è ridotta a 1.000 euro. È una misura che punta a rafforzare la lotta al nero e la strategia cashless, una strada iniziata durante il governo 5 Stelle che prevede che negozianti e professionisti siano tenuti ad accettare il bancomat o le carte di credito come forme di pagamento di qualsiasi importo si tratti. Chi dovesse rifiutarsi incapperà in una multa, si partirà da 30 euro a cui si aggiungerà una percentuale in base al valore del prodotto o del servizio acquistato. Non ci sono più margini di modifiche ed il testo dovrà essere esaminato alla Camera senza possibilità di modifiche. Confermate dunque tutte le misure volute dal governo Draghi, la nuova IRPEF a 4 aliquote 23%, 25%, 35% e 43% ed il restyling delle detrazioni con una clausola salvabonus IRPEF per i redditi bassi, l'addio all'IRAP per 835.000 autonomi, il pacchetto contro il caro energia che comprende la possibilità di spalmare in 10 rate le bollette. Rinnovati poi tutti i bonus casa, da quello mobili a quello idrico e soprattutto allargato il 110%.